Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. 新加坡广播电台第三广播网。 Em cima do Lancietto, um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsusa. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. E abbiamo questa serie di collegamenti telefonici per Natale, collegandoci telefonicamente con Milano, dove abbiamo Andrea Zerillo, discografico. Auguri Andrea. Auguri a te Dario, auguri a tutti i radioascoltatori. E come sai, questo speciale noi l'abbiamo intitolato A te e famiglia, perché chiaramente sarà la frase ricorrente in questi giorni. Ma infatti è una frase ricorrente che appunto oltre a quello chiaramente a tutte le famiglie che ti stanno ascoltando e che ci stanno ascoltando. Io un po', quali sono i piatti preferiti, i dolci preferiti dalle tue parti, a parte il panettone immagino, no? A parte il panettone, allora da queste parti ci fa molto mangiare ad esempio la cazzuola, che è un tipico piatto diciamo lombardo, anche se più sulla bergamasca, basato molto più sulla bergamasca come piatto. E poi molto vanno, anche se sempre vicino alla bergamasca, più dalla parte di Carugate, ma possiamo dire che è un piatto tipico milanese, sono i casuccelli appunto alla bergamasca, che anche nel milanese vengono mangiati tranquillamente. Ecco, diciamo che Andrea Zerillo è il coacher di Recidivo, no? Lui che fai? Lo tieni a stecchetta, perché chiaramente lui compare di continuo in questi suoi video dove parla dei suoi dischi. A che siamo con la sua carriera, Andrea? Allora, uscirà a breve, ma settimana prossima se non sbaglio, è un pezzo, un brano che parla praticamente di una prostituta che tutte le vicende, la parte diciamo della vita di questa prostituta che Recidivo conobbe ai tempi, di questa ragazza, che raccontò tutta la storia, lo sfruttamento, tutto quello che praticamente venne nella sua vita, l'arco della sua vita, e che lui lo racconta in questa canzone, che tra l'altro il featuring è con Jenny B. Nessun coinvolgimento con la Feder Casalinghi, le femministe, insomma, perché sai, non sempre... assolutamente no, anzi, magari c'è troppo di femminismo in questa canzone, tra l'altro. Anche un periodo di bilanci questi, no? Perché credo che lui abbia tirato fuori dei brani dove ha superato il 1 milione di click addirittura, no? Sì, lui è arrivato nelle ultime 2 canzoni, già abbiamo superato 1,5 milioni tra Spotify, Apple Music, e poi YouTube, e poi i vari social, insomma, facendo un conteggio li abbiamo superati. Spero di superarli
spero di arrivare con questa canzone in un nuovo obiettivo che sia di una major ancora più grande, diciamo, perché molto probabilmente sarà introdotta dalla Sony. Ecco, sogni nel cassetto? Allora, dico la verità, Dario, secondo me il sogno nel cassetto relativamente, perché secondo me il sogno è quello chiaramente di arrivare ad alti livelli, però posso dire che più che un sogno potrebbe essere una concretezza, anche perché lui non ha nulla da invidiare a tanti altri rapper, a tanti altri autori che onestamente saranno anche bravi, ma qui secondo me non ha nulla da invidiare. Non sarà forse il primo del mondo, ha ma non sarà raggiunto già degli ottimi livelli, considerate, no, della giovane età il ragazzo. Beh, allora noi chiudiamo questo collegamento, tanti auguri anche a te, a Recidivo. Naturalmente invitiamo gli ascoltatori di seguirlo su YouTube soprattutto e sulle varie tournée che farà in giro per l'Italia. Grazie, auguri Andrea. Auguri a te e alle famiglie di tutti i radioascoltatori. Ciao a tutti. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Amici ascoltatori, diamo il benvenuto a Peggy Johnson in collegamento telefonico. La nostra puntata speciale si chiama A te e famiglia, è uno speciale di Natale. Allora Peggy, come lo trascorri il Natale quest'anno? Ciao Dario, e grazie dell'invito e un bel saluto a tutti gli ascoltatori. Io lo passerò in famiglia, starò qui in Italia, starò qui con bambini e nipotini, circondato da bambini maggiormente. Sarà molto bello, proprio in famiglia. Ecco, senti, dolci e piatti preferiti di quest'anno per te che sei inglese, no? Ma io sono inglese con un problema, non posso mangiare il glutine, perciò purtroppo pandoro, panettoni, tutte quelle cose lì le devo saltare. Mentre se fossi in Inghilterra prenderei un bel Christmas cake che è fatto un po' come, cioè è un pan di Spagna ma pieno di frutta secca, tutto inzuppato con un liquore e si lascia lì per un bel po' di giorni, anche un paio di settimane, così si inzuppa bene e poi si ricopre di una glassa molto dura e poi si decora con sopra, sai, un alberello, il pettirosso, è bellissimo. Questo è il classico English Christmas cake. Ed è Diciamo squisita. che è una via di mezzo con la cassata siciliana, che è pure molto usata dalle nostre parti, un po' in tutta Italia. È un pochino con tutta la frutta, sì, però è molto particolare, non c'è niente, in tutto il mondo non c'è niente uguale. Ecco, Peggy, progetti in cantiere per tu che sei vicino sempre al mondo della discografia e cose di questo genere? Ho dovuto sospendere tutto perché, come sai, sono stata malata, ho fatto un mese di bronchite, anche adesso sono convalescente, perciò è tutto in sospeso. Però ho un paio di progetti con un paio di amici artisti che speriamo di combinare qualcosa molto molto presto e sarai il primo a saperlo. Senti, anche dalle tue parti si fa il presepe, è un'abitudine prettamente cattolica, francescana, no? Per gli anglicani forse il presepe è un po'... Anche noi anglicani facciamo i presepi viventi, sì, è perché anche per noi Gesù è nato a Natale, cioè è molto simile in quel senso lì. Anzi, domani devo uscire di casa perché vado a vedere mio figlio che fa Giuseppe, sua moglie che fa Maria, mio nipotino che farà l'angelo e la nipotina neonata che farà Gesù bambino. Perciò domani tutti in famiglia al presepe. Per te nessun ruolo? Per me nessun ruolo, io guardo e ammiro e piango e basta. Benissimo, va bene. Peggy Johnson, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, un augurio di buon Natale e felice anno nuovo. Grazie, Merry Christmas Dario, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
E facciamo gli auguri di Natale al professor Fabio Taggetti in collegamento telefonico da Verona. Auguri Fabio! E io vi li ricambio con grande felicità e con grande serenità per tutti. Ecco, fammi sentire Fabio, quali sono i piatti preferiti, i dolci preferiti da te in questo periodo? Sono quelli che mi faccio da solo, ovviamente, nel senso che a me piace molto cucinare e quindi mi faccio pasta al forno, risotti con le verdure, visto che sono vegetariano, dolci quelli che mi regalano, ovviamente, insomma, quelli che arrivano, e un po' di vinello locale che qui nel veronese non manca di certo, insomma, questo è quello che... il panettone tradizionale di Verona, chiaramente, no? Che non... Sì, beh, chiaramente, insomma, qui non ci manca niente per Natale e le vacanze, come avrete capito, non ci manca niente. Ecco, chiaramente tu insegni in una scuola, si può fare un bilancio dell'attività di quest'anno, se hai progetti in futuro, Fabio? Sì, vorrei fare un bilancio forse di 40 anni di scuola, visto che quest'anno ho finito, perché mi hanno cacciato, mi hanno detto guarda che tu hai troppi anni di servizio, te ne devi andare. Va bene, loro me ne sono andato, facevo finta di niente e quindi mi hanno messo in pensione d'ufficio. Diciamo hai fatto un po' come i tuoi allievi quando non vogliono essere interrogati, che sono impreparati. Sì, esattamente così, certo. Se non se ne accorgono e non mi mettono in pensione. Certo, magari quando avrò 67 anni se ne accorgeranno, mi hanno mandato via prima e allora vabbè, purtroppo se ne sono accorti, sarei andato avanti altri 30 anni. Ma perché tu sappiamo che a parte l'attività di insegnante hai scritto anche alcuni libri. Vogliamo un attimo ricordarli i libri che hai scritto, Fabio? Sì, ovviamente non solo di tipo, cioè di indirizzo radiofonico, ovviamente quelli collaborativi, diciamo così, come Te la do io la radio, che l'abbiamo scritta a molte mani. Quello che ho fatto io invece, quello da solo sulle sette o sulle quelle che io chiamo emittenti parareligiose sulle onde corte, che ci sono ancora, come sapete. I radiopredicatori, diciamo. Certo, avevo scritto Profetti e Profitti facendo questo gioco di parole, e poi più recentemente, sempre con grande amico, anche lui un grande radiomaniaco, ci siamo buttati un po' sulle imprese artiche di Nobile. Abbiamo già pubblicato l'anno scorso il primo libro di una trilogia e adesso abbiamo in preparazione il secondo e poi seguirà il terzo. Quindi diciamo sempre un'attività molto intensa la tua. Possiamo fare un augurio per quello che sarà il futuro della radio, Fabio? Sì, io mi auguro sempre che la radio viva in quei piccoli o grandi spazi che non vengono più utilizzati, insomma, che siano le onde corte, che siano le UHF o le UHF. Io spero sempre di trovare qualcosa di buono lì. Non succede sempre, perché ci sono molti più segnali ovviamente digitali che hanno bisogno sempre di più del computer. Anche la radio ormai c'è il software defined radios, e quindi purtroppo o per fortuna, non so, è così. Ci sono vantaggi e svantaggi. Io spero sempre, e questa è l'occasione buona, visto che è il Natale, che ci sia qualcosa di nuovo in giro, che ci dia le possibilità anche a noi così appassionati di radio di trovare sempre degli spunti nuovi. Allora un grazie e tanti auguri anche a te, Fabio, a risentirci. Un grazie a tutti voi e anche a te, tantissimi auguri a te e a chi ci sta ascoltando. Buone cose. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Allora, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Genova, dove abbiamo Bruno Lusuriello. Auguri di buon Natale, Bruno. Auguri Dario, auguri a tutti i radioascoltatori dai K1 VHX. Ecco, quali sono i piatti, i dolci preferiti a Genova in questi giorni, Bruno? Il panettone alla genovese. Il panettone, gli struffoli, immagino arriveranno anche le cassate dalla Sicilia, via mare arrivano. Ah, quelle lì, guarda, quelle lì arriverebbero molto volentieri, ma io ho un pochino di diabete alimentare, devo trattenermi. Ci stai un poco lontano. Ascolta, chiaramente questo anche fine anno è anche periodo di bilanci. Come è andato dal punto di vista radioantistico l'anno 2022, Bruno? Ma direi abbastanza bene, nel senso che ora tutto il mese di dicembre stiamo attivando
una stazione speciale storica che è India 1 Mike, dedicata ai 150 anni dell'idrografico della Marina Militare, e a Santa Barbara, patrona dei radioamatori marinai e anche dei vigili del fuoco. Combinazione tutto questo mese, il mese di dicembre. Siamo a diverse stazioni in tutta Italia, in Piemonte, in Liguria, in Sicilia, Italia centrale, va abbastanza bene. Io poi mi sto accingendo ad ascoltare il 24 la vigilia di Natale al mattino, l'SAQ da Grimeton in Svezia. Sto preparando un'antenna telaio, poi tutto il mio ambaradan eccetera. Speriamo di poter ascoltare il segnale in telegrafia VLS. Ecco, diciamo da un punto di vista soprattutto di radioamatori potrebbe essere scontato alla domanda dire che futuro vedi per la radio per l'anno prossimo? La radio diciamo vanno molto forti le modulazioni digitali. Io sai che lavoro anche in campo telecomunicazioni professionale da 30-40 anni quasi. Mi asterrei da dare delle formule per il futuro. Speriamo bene, soprattutto per i giovani, insomma, che possano avere stimoli e contribuire all'evoluzione del nostro nobile hobby, anche perché poi comunque ha dei risultati scientifici, tecnici, scientifici in tanti settori. Va benissimo, allora rifacciamo di nuovo gli auguri, buon Natale a Bruno Lusuriello, radioamatore da Genova. Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, Bruno. Grazie Dario, buon Natale a tutti, ciao, grazie. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ciao Dario. Da quello che sento in sottofondo stai in macchina. Sì, sono in macchina, esattamente. Ma senti, ti faccio fare uno scontro pericoloso. Sto facendo uno speciale per Natale, volevo fare giusto 2 minuti di auguri. Lo si può fare? Senti, se ci risentiamo no, dopo no, perché io non rientro a casa, sto proprio... Sei andato a comprare le sigarette, ho capito? No. Ehi, siamo in onda! E amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Pescara per fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a Franco Propi. Auguri Franco! Ciao Dario, grazie di cuore, auguri a te e a tutti i tuoi ascoltatori, grazie davvero. Con chi passerai il Natale quest'anno, Franco? Con la famiglia come al solito. Ecco, Franco, ma dalle tue parti penso che il paese del presepe si fa il presepe, no? Anche a casa tua o preferisci l'albero? E noi per motivi di spazio in casa preferiamo l'albero, però naturalmente il presepe qui da noi è anche molto sentito, assolutamente. Sente un po' l'atmosfera natalizia in questo periodo da te, Franco? Sì, nonostante tutto, nonostante la crisi, nonostante il periodo di guerra, nonostante le restrizioni, insomma sì, c'è comunque l'aria di festa, l'aria di Natale, assolutamente. C'è ancora spazio per la radio in questo periodo? Io credo proprio di sì, sai? La radio ha sempre il suo spazio, ma per la radio io mi auguro che continui a essere se stessa, a essere quella che è sempre stata, che ha sempre rappresentato per gli ascoltatori di tutto il mondo, un mezzo dinamico, un mezzo nonostante l'età ancora fresco e con tante cose da dire. E peraltro sappiamo che tu sei impegnato con una radio
a onde medie dalle tue parti, no? In questo periodo. Sì, certo, assolutamente sì. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori cosa possono fare per ascoltarla? Allora, naturalmente in locale si può ascoltare sulla frequenza 603 kHz, altrimenti in streaming sul nostro sito web nuovaradio603.it o sulle principali piattaforme dedicate. Allora auguri anche a Franco Propi da Pescara, ciao, a risentirci. Grazie, auguri a tutti voi, un abbraccio. Facciamo gli auguri di buon Natale e buon anno nuovo a Vittorio D'Artora in collegamento telefonico da Quartu Sant'Ene, nella provincia di Cagliari. Auguri Vittorio. Grazie Dario, un augurio che voglio anche dare a tutti quanti gli ascoltatori e a te naturalmente. Allora, come lo farai questo Natale? Con chi lo trascorrerai? Con amici, parenti? Qual è il piatto, il dolce preferito, Vittorio, di queste feste? Beh, tranquillamente con parenti e amici, sì, dolci, qui naturalmente c'è la vasta scelta dei dolci sardi, ne possiamo trovare di qualsiasi tipo e anche soprattutto le pietanze caratteristiche, per cui senz'altro quest'anno, che viene di domenica, sia il Natale che il primo, ci saranno delle feste, insomma dei pranzi familiari, dei riuniti, è tutto qua come si fa di solito. Si perde una festa perché è un fine, capitano tutte e due, sia fine dell'anno che Natale, in un fine settimana si perde un po' qualche festa. Ma c'è ancora spazio per la radio, Vittorio? Credi che anche per l'anno prossimo ci sarà lunga vita alla radio? Ma io penso che la radio non abbia mai, problemi. Io credo che ci sia sempre vita per la radio intesa poi in tutti i vari modi in cui si può sviluppare, sia la radio tradizionale, pionieristica, che quella del futuro, che sarà nel web oppure nel digitale, quello che è. La radio ci sarà sempre e non sarà mai sconfitta, come diceva quella famosa canzone degli anni '80, che i divi della televisione uccidevano la radio. Invece no, la radio sarà eterna. Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Auguri Vittorio. Grazie a te e ancora auguri a te e a tutti quanti gli ascoltatori della trasmissione. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Amici, siamo a termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.